Le locali della pallavolo al Baluna Feltre in maglia bianca, allenate da Damiano Ortolan e Roberto Famà, giocano col capitano Valentina Feltrin alzatrice, Elisabetta Gava opposto, Tamara Lazzaretti e Francesca Dalla Rosa schiacciatrici, Tamara Giacomin e Catarina Poparic centrali, Francesca Minute libero. Le ospiti padovane del pool volley in maglia azzurra, guidate da Carlo Alberto Busi e Mirko Bacelle, schierano il capitano Ambra Frizzarin alzatrice, Cristina Gavin opposto, Arianna Tescaro e Giulia Ballabio schiacciatrici, Martica Bertelle e Clara Ramon centrali, Irene Convento libero. Avvio ad alta intensità con scambi rapidi. L'Albaluna Feltre batte, difende e contrattacca bene con Lazzaretti e Gava. Il pool volley fa valere la forza del muro e alcune combinazioni vincenti delle centrali, ma sbaglia troppo in battuta. La prima metà del set vede un prolungato punto a punto, rotto dal break del pool che, forzando il servizio con la Ballabio, induce in errore i ricettori feltrini, portandosi avanti sul 16-13. Pronta reazione delle locali che difendono e contrattaccano con la Lazzaretti, rientrando sul 17 pari. L'esperta banda numero 13 va a segno con tutti i colpi del suo repertorio. Il Feltre forza la battuta e raccoglie punti importanti avvantaggiandosi sul 22-19, ma le ospiti con la Ballabio recuperano sul 22-21. Il braccio pesante di Elisabetta Gava risolve i problemi delle locali, rilanciandole sul 24-22. La Ramon colpisce dal centro, ma la micidiale Gava non perdona, mettendo giù la palla decisiva che dà al Feltre il primo set. La ripresa inizia con 2 errori dell'Albaluna Feltre, che però reagisce subito martellando dai lati con Gava e Lazzaretti, costruendo un break di 5 punti. Il pool volley riduce il passivo sul 5-4, ma continua a sbagliare troppe battute. Per contro il Feltre appare più concreto e cinico, sostenuto dai buoni fondamentali di seconda linea, dall'esuberante potenza di Elisabetta Gava e dalla regolarità di Tamara Lazzaretti. Anche la centrale Giacomin, altro elemento di grande esperienza, si mette in luce a muro in attacco. Le atlete di coach Ortolan costruiscono un buon margine di vantaggio sul 10-6, mentre il pool è poco incisivo in prima linea, riuscendo a passare quasi esclusivamente con la Gavin da posto 4. Le feltrine però rispondono colpo su colpo andando ancora a segno con la centrale Giacomin, ben servita da Valentina Feltrin. Le ospiti si affidano alla potenza della Gavin, ma soffrono in ricezione subendo 3 ace consecutivi della Feltrin, che proiettano le locali sul 16-9. Coach Busi corre ai ripari cambiando le bande. Dapprima la giovanissima Francesca Trivellato subentra la Ballabio, poi Giada Lanzolla alla Tescaro. L'Albaluna però procede spedito sul 19-13, marcando punti con l'ottima Gava e con la giovane centrale Poparic. Il muro padovano blocca 2 attacchi di Gava e Giacomin, riaccendendo le speranze del pool volley sul 20-17, ma Francesca Dalla Rosa e Tamara Giacomin avvicinano il Feltre alla meta. Favorite da un paio di ingenuità delle locali, le ospiti riescono ad accorciare nuovamente il gap sul 23-21, poi annullano un set point murando la Gava, ma alla fine sono le ragazze dell'Albaluna Feltre a trovare lo spunto vincente con l'irresistibile schiacciata di Elisabetta Gava, conquistando la seconda frazione per 25-22. Il pool volley rientra con le giovanissime bande Trivellato e Lanzolla, rispettivamente classe 96 e 95, confermate al posto di Ballabio e Tescaro. Partenza equilibrata, il primo break è delle ospiti, avanti sul 6-3, sfruttando un passaggio vuoto in attacco della Gava e un muro vincente della Bertelle. L'Albaluna mostra sinistri segnali di rilassamento, con svarioni sia in difesa che in attacco, dove solo l'incontenibile Lazzaretti resta praticamente immune da errori. Le padovane prendono il largo sul 10-6, mantenendo agevolmente il margine grazie ai ripetuti errori delle feltrine, che però riescono a invertire il trend, in virtù dei pregevoli interventi difensivi del libero Francesca Minute e dei contrattacchi vincenti della Lazzaretti, che riportano sotto il Feltre a -1 sul 13-12. In grande evidenza anche la banda Francesca Dalla Rosa, appena tredicenne ma già capace di ottime cose sia in ricezione che in attacco. L'Albaluna stringe i denti inseguendo le ospiti che peraltro si dimostrano più solide e continue rispetto ai primi 2 set. Il pool volley mura la Baby Dalla Rosa allungando sul 18-15, ma il Feltre colpisce con Catarina Poparic, tornando a farsi minaccioso sul 20-19. Finale ad alta tensione. L'opposto Pamela Zaggia, da poco subentrata alla Gavin, spinge il pool sul 22-20. La Gava schianta un bolide nel campo padovano, poi firma il punto della parità 22-22. Sul 23 pari la stessa Gava fonde in rete un contrattacco. Infine il pallonetto out della Giacomin consegna il terzo set al pool volley.
Il Feltre torna protagonista in apertura del quarto parziale. La battuta aggressiva, muro e difesa ben posizionati, con il libero minuto in ottima forma e i perfetti contrattacchi di Lazzaretti, Dalla Rosa e Gava lanciano le locali sul 4-2, quindi sul 7-4. Poi però il muro padovano prende le misure e le ospiti rimontano portandosi al comando sul 9-7 con 2 attacchi vincenti consecutivi della Trivellato. Anche con lei gioca anche primo tempo davanti, non solo fast, non solo fast, ok? E ragazze, adesso battute ancora più forte, rischiamo, sbagliamo anche qualche palla, ma prendiamoci dei rischi. Dai! Tamara Giacomin suona la carica, passando più volte dal centro. Le feltrine riprendono a forzare la battuta. Davanti Lazzaretti e Gava macinano punti rilanciando le ragazze di casa che pareggiano sul 12-12. Poi mettono la freccia e fanno il break, con 3 contrattacchi micidiali dell'ottima Gava, staccando il pull volley sul 16-12. Le locali sbagliano in attacco, vedendosi avvicinare sul 16-15, ma resistono grazie alle difese strepitose della Minute. Mettono giù palla con Gava e Dalla Rosa, riallungando sul 21-16. Il Feltre pasticcia in difesa e sbaglia in attacco, rimettendo in corsa le ospiti sul 21-19, ma la Giacomin colpisce per 2 volte sul primo tempo, facendo sfumare la rimonta padovana. Le bianco-blu volano sul 24-21, la Ramon annulla la prima palla match, ma il servizio out della Trivellato consegna la vittoria all'Albaluna Feltre. Siamo una squadra giovane e rispetto all'anno scorso abbiamo perso gli elementi importanti. Il livello che abbiamo è buono perché la società che abbiamo ha sempre lavorato molto sul giovanile e questo è sicuramente importante. Questa sera non abbiamo dimostrato questo buon livello sicuramente, troppi errori e non è stata una bella partita. Noi se giochiamo bene penso che siamo un'ottima squadra, purtroppo non lo stiamo dimostrando. Penso che dovremo migliorare e si spera che nel girone di ritorno dimostreremo quanto valiamo. Certo che bisogna sempre lavorare e la società e gli allenatori in questo ci supportano sicuramente. Questa sera abbiamo vinto una partita difficile, abbiamo vinto di squadra, abbiamo giocato bene sotto quasi tutti i punti di vista, sia in ricezione sia in difesa. Soprattutto ha funzionato il muro e la difesa, che di solito pecchiamo un pochino. La squadra è giovane, però siamo un gruppo vero che ci alleniamo benissimo, ci troviamo bene in spogliatoio, in palestra, con i nostri allenatori, con tutta la società. Quest'anno è il primo anno che gioco in Serie C e all'inizio della stagione sinceramente pensavo solamente di fare i giovanili qui a Feltre e quando mi hanno chiamato in prima squadra sono stata molto felice e ho deciso che dovevo dare il meglio. E spero che in futuro di arrivare anche più in alto della C e io per intanto mi impegno e dopo arriverò dove arriverò. Siamo partiti molto bene, battendo, anche se sbagliando parecchie battute, ma mettendo in difficoltà la loro ricezione. Nel momento in cui loro hanno sistemato con i cambi la ricezione, per noi è diventata molto più difficile. L'abbiamo vinta all'inizio in battuta e poi l'abbiamo vinta più di testa tenendo, anche se fisicamente non eravamo pronti, ma andando a difendere e andando a tenere e attaccare anche 2, 3, 4 palle prima di mettere giù la palla. Quest'anno la Pallavolo Feltre si è presentata al campionato di Serie C ringiovanita. Abbiamo fatto questa scelta per valorizzare le nostre ragazze giovani, un po' per esigenze chiaramente legate al periodo un po' difficile. Comunque siamo contenti della nostra scelta, abbiamo ottenuto 3 o 4 ragazze di una certa esperienza e abbiamo lanciato proprio tutte ragazze giovanissime. Ci siamo iscritti come squadra giovane, quindi questo già ci dava una certa garanzia. Ora stiamo facendo già i buoni risultati e spero di continuare su questa linea. Fra l'altro con i nostri settori giovanili che stanno andando molto bene, sono seguiti dal tecnico dell'anno precedente Beatrice e Diego Marcelo, stiamo lavorando veramente bene, partecipiamo a un po' tutti i campionati provinciali e abbiamo addirittura già delle ragazze giovanissime che potrebbero essere inserite in questo gruppo di Serie C. Quindi se continuiamo in questa maniera penso che ci leveremo delle belle soddisfazioni entro breve tempo, insomma.